Per essere presenti a questo appuntamento vengono compiuti notevoli sforzi, ma dopo tanto lavoro, finalmente tutto è pronto per l'evento più importante dell'anno. 3 giorni di gastronomia, arte, cultura e divertimento. La Sagra delle Castagne e delle Nocciole è una festa arizzese alla quale partecipano anche altri paesi della Sardegna. Alcuni portano i suoni tradizionali, altri le maschere tipiche del carnevale sardo. Così, anno dopo anno, alla fine di ottobre ad Arizzo regna l'allegria, talvolta con il clima dell'autunno che attende l'inverno, altre volte con la gradevole temperatura dell'estate appena conclusa. Il divertimento continua fino a notte fonda tra canti e balli.
Le castagne, le noci e le nocciole sono sicuramente le protagoniste della festa, ma per tantissime persone che qui arrivano dall'estero, dall'Italia e da tutta la Sardegna, questa è anche l'occasione per gustare il buon cibo tradizionale, la cucina dai sapori straordinari. Fai un assaggino, signori. No? Per lui, dai, lasciate sti pizzi, vai. In questi momenti intensi, accompagnati dai sapori tipici, non si può fare a meno di gustare e apprezzare anche l'arte dolciaria. Fra i tanti dolci caratteristici che qui si preparano, oltre al torrone che talvolta viene gustato caldo, vi è un gelato, che non è proprio un gelato. Alcuni lo considerano un sorbetto. In ogni caso, comunque lo chiamiate, anche alla Sagra delle Castagne non può mancare la carapigna, il simbolo degli arizzesi. Dipinto sui muri e scolpito su legno, racconta ai passanti e agli ospiti e perfino ai giovani arizzesi il valore e il significato di queste cose semplici ma importantissime per l'identità culturale di questa comunità montana. Lo ricorda anche quando si spegne il clamore della sagra e nel paese e nei suoi vicoli ritorna il silenzio e la pace che solitamente si avvertono nei piccoli paesi di montagna.